Sindaco Pizzoli, reduce da un incontro con Sua Santità il Papa, assieme al sindaco di Chioggia, cosa può dire di questo incontro sicuramente importante, sicuramente emozionante, ma soprattutto con uno scopo fondamentale per la pesca? Sì, esattamente, io devo ringraziare tantissimo l'Apostolato del Mare, devo ringraziare il nostro Vescovo Giampaolo di Anine, il Vescovo di Chioggia, e devo ringraziare anche le associazioni di categoria perché hanno organizzato questo momento veramente importante. La pesca, e non solo per il granchio blu, ma la pesca anche in mare, vive talmente tante restrizioni, talmente tante difficoltà che oggi veramente è difficile anche far reddito, è difficile dare soddisfazione, fare tradizione di un lavoro che, ripeto, da noi è radicato ed è veramente molto importante. L'attenzione riportata dal Santo Padre, che ci ha attenzionato, c'erano 4.000 pescatori presenti, e questa rappresentanza, queste 50 persone che rappresentavano i nazionali delle associazioni, sindaci come io, il sindaco di Chioggia, il sindaco di Goro, quello di Ponza, era proprio per attenzionare questa situazione. Il Santo Padre ci ha dato delle parole di fiducia, di speranza, ma soprattutto di portare questo tema nei tavoli che siano opportuni per creare quelle sinergie istituzionali e per dare veramente delle risposte concrete. Abbiamo bisogno di risposte e ne abbiamo veramente urgenza. Mi sono appellato, sono andato più volte a Roma, a Venezia, a Roma, a Bruxelles, sono andato anche in Vaticano, e credo, ripeto, al di là delle emozioni personali che ho portato a casa e la preghiera per i miei cittadini, per il mio territorio, sia credo quello veramente il senso di attenzionare un problema che è veramente quello enorme, quella di rischiare di far scomparire un lavoro, un mestiere, una tradizione, una dignità delle persone e anche un ecosistema che abbiamo su un territorio unico al mondo. Ecco, il commissario Caterino sta lavorando, a che punto siamo con l'intervento del commissario? Con il commissario abbiamo un prossimo tavolo la prossima settimana, poi entro dicembre dovremo presentare il piano del commissario che sarà propedeutico per tutte le azioni che riguardano cattura, difesa, difesa cattura del granchio, difesa del prodotto con le recinzioni, cattura selettiva, vivificazione delle lagune e tutto ciò che concerne per far ripartire questo lavoro. Lei che è una persona fondamentalmente ottimista, scusi, come vede il futuro? Il futuro lo vedo che sarà un futuro di convivenza con questa situazione, un futuro che sarà sicuramente difficile, dove comunque le capacità delle nostre gente, dei nostri pescatori alla fine troverà la strada, se accompagnato dalle istituzioni in modo concreto per